Salve a tutti, vediamo ora un caso particolare di somma dei vettori che però è molto importante. Che cosa succede se noi vogliamo fare la somma dei vettori che di solito otteniamo graficamente con la regola del parallelogramma se questi vettori sono paralleli tra loro? Allora, nel parallelogramma abbiamo questa situazione, però A e B che hanno la stessa direzione e lo stesso verso. Invece qua abbiamo i vettori A e B che hanno la stessa direzione ma verso opposto. Qui, volendo, potremmo anche ragionare col parallelogramma. Sarebbe che quest'angolo va a 0 e vediamo che questa lunghezza è uguale a questa lunghezza e va a appiattirsi qua e la somma va lì. Quindi la somma dei vettori si vedrebbe già da qui che proprio ha come lunghezza la somma delle lunghezze di A e B, lunghezze o moduli. Quindi il modulo del vettore somma di A e B, questo è il vettore somma di A e B, ha come lunghezza o come modulo la somma dei moduli dei due vettori. È abbastanza naturale pensarlo in realtà, adesso a parte il disegno del parallelogramma, perché pensate a due forze che tirano uno stesso oggetto e sono parallele tra loro e l'effetto di una si andrà a sommare esattamente con l'effetto dell'altra. Ok, e se invece tirano una l'opposto dall'altra è chiaro che se si trattasse di forze, la forza B va a contrastare la forza A. Qui è abbastanza chiaro che la somma dei vettori, perché la somma dei vettori è un'operazione tra vettori che qua in generale otteniamo in modo grafico, che la somma dei vettori in realtà ha come lunghezza la differenza delle lunghezze di A e B. Rimane sempre una somma di vettori, però il suo modulo, la sua lunghezza è la lunghezza di A meno la lunghezza di B. Tutto questo si usa abbastanza in parecchi esercizi dove abbiamo forze parallele oppure cioè forze parallele in lo stesso verso in versi opposti. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.